Carissimi, mai come oggi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per continuare a dare speranza a chi attende un trapianto di midollo osseo. Certo, in questo periodo di emergenza sanitaria non è stato facile continuare nell'attività di sensibilizzazione alla donazione. Restare uniti significa, tuttavia, essere partecipi di ciò che succede nella comunità, e una comunità è coesa se si preoccupa dei propri membri. Ecco perché questa campagna di sensibilizzazione Match It Now 2020, che si svolge in modalità telematica, nonostante sia diversa dalle precedenti, può far arrivare un messaggio forte e diretto ai cittadini sulla necessità di donare. Admo Veneto si è impegnata e si impegna quotidianamente nell'opera di informazione. La ricerca scientifica e medica non si ferma, e neppure la donazione. Riconosco ai veneti una grande generosità, e lo dimostra anche il fatto che da sempre sono pronti ad aiutare il prossimo. Lo vediamo ogni giorno nei volontari, anche della vostra associazione. Ed è per questo che Padova è stata scelta quale capitale europea del volontariato 2020. Un importante riconoscimento che testimonia come un veneto su 4 faccia volontariato. Quello che portate avanti promuovendo la donazione di midollo osseo e soprattutto aumentando il numero dei donatori è uno straordinario esempio di altruismo che non ha eguali. Che dire oltre, se non un sincero e affettuoso grazie, augurando che questa campagna ottenga i risultati sperati perché, come diceva Santa Madre Teresa di Calcutta, quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Firmato Luca Zaia. Un'alternativa, vita che ne sai, tu non muori mai.